Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con la pagina sportiva perché ci sono bellissime notizie che giungono dalle Paralimpiadi di Tokyo in corso. Doppia medaglia di bronzo per i nostri atleti regionali impegnati nella mattinata odierna. Giada Rossi e bronzo nel doppio nel tennis tavolo e Katia Aere nella handbike, entrambe hanno regalato 2 raggi di sole mattutini. Ma la notizia dell'ultima ora, nuova medaglia d'oro per l'Italia con il bottino azzurro che sale a quota 47 podi. A dare l'ultima gioia allo sport italiano in Giappone Antonio Fantin, lo squalo di Bibione, con l'oro conquistato e il record del mondo nei 100 stile libero S6. Complimenti a tutti i nostri atleti in gara alle Paralimpiadi, veramente emozioni a non finire. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di vaccinazione. Un attimo che aggiungiamo la telefoto perché è bello della diretta anche questo. Dicevamo adesso andiamo a parlare dei centri vaccinali, ecco qua la foto. I centri vaccinali di Muggia e Auresina cesseranno l'attività per la ripresa delle attività delle associazioni sportive, rispettivamente il 23 e 25 settembre prossimi. Anche il centro vaccinale del Molo IV cesserà l'attività dal 14 settembre. Per soddisfare le attuali prenotazioni rimangono pertanto attivi i centri vaccinali di Trieste, al centrale idrodinamica, all'ospedale di Gorizia, di Ronchi Legionari, di Cormons dal 16 settembre e di Monfalcone. Asugi ringrazia la Fondazione CR Trieste per aver consentito l'allestimento dei centri vaccinali del Molo IV e centrale idrodinamica e il Comune di Trieste, Muggia e Aurisina per l'impegno congiunto e la grande disponibilità dimostrata in questa attività di sanità pubblica. Cambiamo argomento. Quello di volare è stato un sogno cullato dagli uomini fin dall'inizio della storia, un sogno che è diventato realtà e che nei cieli del Friuli Venezia Giulia si concretizza con le figure disegnate dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale da 60 anni con base a Rivolto. Le frecce tricolori sono dunque motivo d'orgoglio per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché sono figlie di una lunga tradizione del volo di questa terra. Sono eredi dei pionieri dell'acrobazia aerea degli anni 20 e delle formazioni acrobatiche degli anni 50, che hanno portato esperienze di livello nazionale e internazionale. Quando volano hanno il potere di restituire alle persone l'entusiasmo di quando erano bambine e di emozionare facendo rimanere a guardare il cielo per sognare di volare assieme a loro tra le nuvole. E questo in sintesi il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle finanze nel corso dell'evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Aeronautici del Marignani dei comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche e di Monzo, Lauco, Raveo e Villa Santina, dove si è svolto per celebrare i 60 anni di fondazione della PAN e la storia del volo in Friuli Venezia Giulia. Chiaramente tra qualche settimana ci sarà poi l'esibizione da parte della pattuglia acrobatica in quel di Rivolto. E andiamo a chiudere rimanendo sempre in campo sportivo perché è partito questa mattina da Piazza Unità a Trieste il Giro d'Italia di corsa del vice ispettore Elvis Secco della questura di Belluno e di un suo amico William Daroit. L'ultramaratoneta, non nuovo ad abbinare alle sue gare attività benefiche, raggiungerà Roma il prossimo 11 settembre. Auguri e complimenti per questa impresa extra sportiva. Chiudiamo qui questa pagina informativa del mattino, vi diamo appuntamento più tardi per le altre news live nel nostro audio video giornale, ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono
334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi, acustica friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.